ora in onda Potere al Popolo. Potere al popolo, potere al territorio, potere a Simone in regia e a Sammy Varin qui ai microfoni di Radio Libertà. Il sito del Corriere e anche gli altri siti sono tornati a quel caso famoso che aveva fatto parlare molti, il caso dei 30 secondi. Ebbene, la sentenza è stata ribaltata, è stato condannato il sindacalista che molestò la hostess a Malpensa. 2 volte prima era stato assolto. Stabiliti per il 48enne 1 anno e 2 mesi, legale della hostess, una sentenza spartiacque. Sui siti fa capolino anche la notizia del giorno, anche per noi. Milano sfregia una sconosciuta nel metro. Cos'hai da guardare? Il tipetto era stato arrestato e rilasciato poche ore prima. E sul Corriere si ripercorrono queste ore, le auto danneggiate, il furto, poi il processo immediato, le 12 ore fuori controllo dell'aggressore. Su questo ed altro torneremo certamente nel corso di quest'ora di controinformazione. Adesso c'è il Qui Parlamento, poi arriverà la nostra Soldani a commentare le peggiori notizie della settimana. E attenzione, perché alle 11:30 avremo Fred Musker, che è un pezzo grosso della musica internazionale da non perdere. Alle 11:45 il nuovo segretario cittadino della Lega di Bologna, l'avvocata Valeria Gamberini. Piatto ricco, micificco, linea a Giglio Vigna. Qui Parlamento. Il deputato Giglio Vigna ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, l'ascoltiamo. Per la Lega illustra replica Giglio Vigna. Ministro Foti, gli atti delegati servono a regolare quelli che sono gli aspetti tecnici. Gli atti delegati non devono decidere quelle che sono le regole politiche. Come Lega da sempre siamo contro il centralismo. Se poi il centralismo è di Bruxelles, per noi è una questione di sovranità. La 14ª Commissione, come Parlamento, in nome del conto del Parlamento, ha più volte preso posizione qui a Roma e in assemblee interparlamentari internazionali contro l'abuso dello strumento del regolamento a fronte dello strumento della direttiva e contro l'abuso da parte della Commissione europea dello strumento degli atti delegati. Prendiamo per esempio i temi ambientali. Non possiamo permettere che l'estremismo ambientale che la politica sta facendo uscire dal dibattito rientri nelle norme attraverso la manina della tecnocrazia. E allora con questa interrogazione vorrei che lei, Ministro, ribadisse la posizione del nostro governo e la posizione del nostro Paese. Grazie. Grazie a lei, deputato Giglio Vigna. Il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha facoltà di risponderle. A lei la parola, Ministro. Grazie, onorevole Vigna. Rispetto al quesito che ha posto lei e il gruppo della Lega, posso fare questa riflessione. Gli articoli 290 e 291 del testo di funzionamento dell'Unione Europea sono chiarissimi a riguardo. Non vi è una possibilità di cattiva interpretazione, vi è una volontà di cattiva interpretazione, che questo è un altro paio di maniche. Nel senso che, come già ha sancito anche la Corte di Giustizia Europea, è chiaro che disposizioni che stabiliscono gli elementi essenziali di una normativa di base non possono essere adottate in atti di esecuzione né in atti delegati di cui all'articolo 290 del testo di funzionamento dell'Unione Europea. Quindi è evidente che siamo in una fase nella quale vi è una eccedenza di competenze, un trasbordo di competenze da parte della Commissione. Questo è stato anche registrato nei numeri, perché la relazione annuale di impatto che realizza il Consiglio dell'Unione vede questi dati. 2024 sono stati pubblicati 614 atti esecutivi e 55 atti delegati. Nel 2025 sono stati pubblicati
696 atti esecutivi e 55 atti delegati. Ora, come lei sa, già la Presidente Meloni in quest'Aula è stata chiara al riguardo. Posso anche aggiungerle che nel Consiglio del 19 marzo, del Consiglio europeo del 19 marzo, è stato approvato nel documento finale anche un esplicito invito alla Commissione a limitare il ricorso agli atti delegati e di esecuzione che dovrebbero essere incentrati esclusivamente su elementi tecnici, così come lei prima faceva notare. Quindi da parte mia, a nome del governo che qui rappresento, ribadisco la ferma posizione del governo italiano affinché ognuno stia nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Questo anche in ragione di alcune situazioni che si sono verificate e per le quali l'Italia ha non solo elevato riserve, ma ha anche formalizzato le stesse nel corso di alcuni negoziati. Gliene cito tre: il regolamento sul Digital Networks Act, i pacchetti omnibus di semplificazione, le proposte di regolamento della disciplina del quadro finanziario 2028-2034. In conclusione, il governo italiano non solo è impegnato, come già ho detto, ma intende dare piena esecuzione a quanto richiesto dalla risoluzione della Camera 6/250, approvata il 28 maggio 2026 in questa sede, e in ragione di ciò continuerà a dare esecuzione alla stessa e al tempo stesso a rappresentare quanto è contenuto in questa risoluzione davanti alle autorità europee che lei prima evocava. Ringrazio il Ministro Foti. È necessario il coinvolgimento del Parlamento, ha detto il Ministro. Grazie signor Ministro per la sua risposta, grazie per aver ribadito la posizione del governo italiano e la posizione del nostro Paese, e grazie per voler portare a termine il lavoro che noi come Parlamento abbiamo indicato al governo con quella risoluzione di cui io sono uno dei firmatari. Quindi continuiamo con la nostra azione. Necessita in questa fase politica una alleanza fra Parlamento e governo. Monitoriamo a Bruxelles questo abuso di atti delegati e contestualmente l'abuso dello strumento del regolamento. Ribattiamo a ogni appropriazione di competenze e ribadiamo che gli Stati devono continuare a poter legiferare sulla maggior parte degli aspetti della vita dei cittadini, non l'Unione Europea, non la Commissione e tantomeno la tecnocrazia. Grazie signor Ministro. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il sole brucia l'estate tra le onde dorate, il mare canta, spunta Pippo, salta Niccolò, il mondo sembra uno show, fanno splash tra le barche ferme al molo, giochi d'acqua in cielo d'oro, insieme già ti sembra di volare dentro il sogno che non puoi lasciare più. Pippo e Niccolò ballano nel blu, un salto e poi giù, un giro e poi su. Pippo e Niccolò, storie di libertà, veramente musica che il mare ci darà, e se l'inverno arriverà io so che il mare li porterà lì dove il sole non va a dormire, i sogni imparano a nuotare. Pippo e Niccolò. Ogni
tu fai una fotografia, ogni ricordo magia e il mare canta. Come brillano al tramonto, vanno su, poi toccano il fondo, fanno splash tra la schiuma e le risate, danze mai dimenticate. Sono l'inno di un'estate leggera e un sogno che non vuoi lasciare più. Filippo e Nicolò ballano nel blu, un salto e poi giù, un giro e poi su. Pippo e Nicolò, storie di libertà, tra mente e musica che il mare ci darà. E se l'inverno arriverà, io so che il mare li porterà lì dove il sole non va a dormire e sogni imparano a nuotare. Pippo e Nicolò. Pippo e Nicolò. E l'inverno arriverà, ma per sempre resterà lì dove i sogni imparano a nuotare, quel tuffo libero che il cuore canterà. Pippo e Nicolò. Lo sapete amici, Sammy Varin spalanca ogni mattina le porte degli artisti indipendenti, vi fa scoprire nuovi cantanti o persone normalissime che semplicemente amano cantare, hanno inciso un pezzo e io lo giudico trasmettibile. Lui è Roberto Colletti, beh questo è bravo davvero. Pippo e Nicolò è il nuovo estratto del suo album, un invito a riscoprire il valore delle piccole cose e delle relazioni autentiche. E mentre Mattarella si trova in queste ore a Seveso per il 50° anniversario del disastro Icmesa, noi ci colleghiamo con l'ipercensurata. Sì, lei parla ma non sempre si riesce ad ascoltarla. Anche voi che seguite Radio Libertà dai social, attenzione, se dovessimo sparire tra pochi istanti, cercate Radio Libertà sul sito radiolibertà.net o scaricate l'applicazione perché i social non sempre pensano bene di noi, soprattutto quando a parlare sulle nostre frequenze è una certa Chiara Soldani. Ciao! Ciao Sammy, un saluto a te e a tutti, faccio mia colpa, quindi quando ci sono silenzi strani e censure sospette la responsabile sono io. Hai ragione Sammy, ma tu lo sai meglio di tutti, credo. Sì, perché succede molto spesso anche a me, quando leggo la prima pagina del quotidiano La Verità, ad esempio, non mi scrivono gli ascoltatori dicendo non si sente più niente. Questi sono i misteri, apparizioni, sparizioni, anche perché questa mattina la Chiara Soldani parlerà certamente dell'accoltellatore sfregiatore, dell'accoltellatore per divertimento, quell'altro non si sa il perché, l'altro ancora per motivi di droga. E cosa succede poi al quartiere Gratosoglio di Milano, signori? La brutta cronaca della settimana interpretata da Chiara Soldani. A te Chiara! Ti ringrazio Sammy, hai perfettamente ragione. Devo dire che se non fosse cronaca vera, ovviamente se non fossero fatti tristemente reali e preoccupantemente reali, si potrebbe pensare ad una sorta di invenzione, no? Perché poi ci ritroviamo sempre a parlare di fatti molto molto simili fra loro, come se il copione fosse sempre il medesimo, con dei protagonisti diversi, ma anche loro a loro volta accomunati da caratteristiche pressoché identiche, ecco, diciamo così, per non destare troppi sospetti, anche se poi carta canta, perché ci ritroviamo unicamente a raccontare quello che accade e soprattutto fare un identikit totalmente veritiero dei protagonisti in questione. Nelle ultime ore, perché poi la nostra scaletta chiaramente cambia e viene costantemente aggiornata in base a quanto accade, c'è stato questo episodio gravissimo, tra l'altro in pieno giorno, quindi parliamo di una zona ipercentrale di Milano, ovviamente la zona Duomo,
in questo caso le banchine della metropolitana, zone che in teoria luoghi dovrebbero essere presidiati, comunque dove c'è in linea di massima sicurezza, ci sono telecamere eccetera, quindi il senso anche di smarrimento e di insicurezza appunto da parte di tutti quanti noi cittadini è massimo, perché quando questi episodi accadono sotto gli occhi di tutti in contesti molto frequentati, chiaramente Sammy non stiamo parlando in piena notte, magari quando per strada c'è il sostanziale deserto, stiamo parlando di momenti della giornata estremamente affollati, durante i quali non ci passa neanche per l'anticamera del cervello di sentirci comunque in pericolo che qualcosa di così grave possa accadere. Invece quello che è accaduto ieri ad una ragazza 23enne che è stata sfregiata, è stata appunto colpita in volto tra le labbra e le guancia con un coltello, tanto per cambiare sono sempre queste le armi utilizzate, o coltelli, taglierini, insomma comunque armi da taglio, e è stata oltretutto anche ben colpita da un pugno che le è stato sferrato in pieno volto. Ragazza 23enne, dicevamo, aggredita da un 27enne algerino che tra l'altro, Sammy, tanto per cambiare, era stato arrestato poche ore prima e rilasciato prontamente, quindi personaggi che poi gravitano a piede libero e vanno ovunque desiderino, chiaramente poi a discapito di noi cittadini. Cosa è successo? Insomma, pare che questa ragazza, e non è neanche detto, comunque avesse lanciato uno sguardo di troppo a questo energumeno e la sua risposta è stata: cosa guardi? Sono uomo e sono musulmano, e da lì sarebbe poi scattato appunto l'aggressione. La ragazza è stata fortunatamente soccorsa, però stiamo parlando di un episodio non grave, gravissimo, con tutte le riflessioni, anche tutta la fisiologica rabbia che questo ne comporta. È stato ovviamente arrestato per lesioni aggravate e resistenza pubblico ufficiale e speriamo che stavolta non venga rilasciato prontamente come già accaduto, perché mi pare che sia un soggetto recidivo. Altri episodi di accoltellamenti molto simili fra loro, tra l'altro con una distanza geografica irrisoria e anche con una tempistica devo dire molto prossima. Ovviamente Sammy ci ha fatto molto arrabbiare, nonché spaventare ovviamente l'episodio della scorsa settimana. Sabato scorso in mattinata a zona San Siro è stato accoltellato così a caso un 55enne che si trovava appunto ai tavolini esterni a consumare la colazione presso il bar La Giada in via Cape Celato, quindi stiamo parlando, come dicevo prima, di zona San Siro, aggredito da Lamin Saidli, italianissimo, infatti lui è veneto 100%, Sammy, non lasciamoci ingannare dal nome, dal cognome, 22enne di origini gambiane, però comunque è veneto. Chiederemo poi anche al nostro governatore veneto se può confermare appunto le origini di questo personaggio, ragazzo altamente problematico. Secondo Sala è semplicemente un pazzo, perché poi sappiamo bene che il sindaco di Milano sia molto abile nel dissimulare la realtà dei fatti, insomma, e nel raccontarle con estrema fantasia. Ragazzo problematico, dicevamo, che tra l'altro era anni fa stato espulso dall'Inghilterra, quindi diciamo non proprio un ragazzo tranquillissimo. Residente con la famiglia a Conegliano Veneto, ha coltellato appunto questo signore, che è stato fortunatamente subito soccorso. Hanno fermato poi il gambiano in questione, che è stato chiaramente arrestato. L'accusa è gravissima e speriamo anche in questo caso che non ci siano attenuanti di sorta. Tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, armato di una lama di 21 centimetri, quindi anche in questo caso ovviamente sapeva benissimo di voler colpire qualcuno, e il suo obiettivo era una facile preda, insomma un facile bersaglio. Tra l'altro insomma hanno fatto ulteriormente discutere le dichiarazioni di questo giovane, che ha detto: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Quindi effettivamente Matteo Salvini ha ragione quando dice che insomma bisognerebbe buttare la chiave con personaggi di questo tipo, cioè non si possono adoperare mezze misure o comunque delle modalità così comprensive come sostiene Beppe Sala, perché un personaggio del genere non è un pericolo, è qualcosa di molto di più.
E poi c'è stato l'altro episodio. In tutto ciò fortunatamente la vittima non è in pericolo di vita, ma qui veramente vivo per miracolo questo povero uomo che è stato veramente preso di mira così, senza il benché minimo motivo. Ci spostiamo di pochi chilometri, come dicevo, perché a Sesto San Giovanni, nelle stesse ore da questo episodio di Milano, un 19enne è stato accoltellato in un parchetto della città, riversa in gravi condizioni. In questo caso è stata un'aggressione ancora più cruenta. Arrestati 3 egiziani di 20, 22 e 24 anni, senza tetto e con precedenti penali legati al mondo della droga e dello spaccio, perché tante volte ci troviamo a parlare anche delle situazioni di degrado, di spaccio di droga nelle periferie milanesi e non soltanto purtroppo in periferia, e sappiamo benissimo insomma che Sesto San Giovanni sia un luogo estremamente sensibile, purtroppo, perché di cronaca ne abbiamo già trattata abbastanza. Ennesimo accoltellamento, quindi qui ripeto il copione è lo stesso, cambiano luoghi e protagonisti, a Nogara nel Veronese. Domenica notte un 52enne è stato colpito, accoltellato alla schiena, anche in questo caso senza motivo, da un altro personaggio sempre insomma con origini più o meno prossime, ovvero un marocchino 28enne senza fissa dimora che ha accoltellato utilizzando appunto un coltello da cucina. È stato arrestato dai carabinieri di Villafranca e lunedì è stato appunto convalidato l'arresto. Per lesioni personali aggravate, resistenza pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere, quindi coltello da cucina come dicevo poc'anzi e taglierino. Era già stato indagato tra l'altro per aver sfregiato una persona per strada senza motivo anche stavolta lo scorso anno. Quindi soggetti estremamente recidivi. E dulcis in fundo torniamo questa volta a Milano, approfondiremo sicuramente, anche questo è un argomento, un tema molto molto più vasto, quello che accade a Gratosoli, appunto zona periferica della città, un quartiere completamente abbandonato a se stesso, addirittura scatta una petizione per chiedere al comune uno stop al degrado. Ci sono stati alcuni servizi giornalistici molto interessanti che hanno chiaramente fatto emergere questa realtà, dove ci sono situazioni letteralmente da Far West. Il comune è latitante, ci sono tanti minori che vivono in condizioni non soltanto di indigenza ma di estremo pericolo, e visto che gli assistenti sociali in Italia sono sempre solerti di fronte a famiglie o comunque situazioni che obiettivamente non richiedono il pugno duro, un intervento tempestivo, vedi per esempio Famiglia nel Bosco, ci chiediamo sempre in questo caso dove siano quando ci sono effettivamente tantissimi bambini minori in pericolo che vivono per strada, in mezzo ai topi, in mezzo all'immondizia e ovviamente insomma anche in situazioni dove ci sono occupazioni pericolosissime, abusive e spaccio di droga a cielo aperto. Torneremo ovviamente a parlarne, vedremo se il Comune di Milano farà anche stavolta orecchie da mercante, il che è altamente probabile. E Sammy, questa è la nostra cronaca arrabbiata settimanale, staremo a vedere la prossima che cosa ci riserverà. Alegher, ma sento che stanno bussando a casa tua, mi sa che ti stanno venendo a cercare, prima il telefono, poi la porta, l'avete beccata, nonostante Chiara Soldani cerchi di mimetizzarsi sul suo profilo dietro un cappellone da cowboy, però a quanto pare hanno scoperto dove sei rintanata. Chiaro che se volete leggerla dovete andare su Instagram, Chiara Soul scritto con la K, chissà che la troviate, oppure sul sito leggifuoco.it o sul cartaceo. Il periodico si chiama Fuoco e noi, Chiara Soldani, non possiamo che ringraziarti. Buon fine settimana. Grazie Sammy, buon fine settimana a voi e a settimana prossima. Grazie a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini
a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I keep looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You're headed for disaster, 'cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. Just the shadow of the man I used to be. And it seems like there's no way out of this for me. I used to bring you sunshine, and all I ever do is bring you down. How would it be if you were standing in my shoes? Can't you see that it's impossible to choose? Oh, there's no making sense of it. Either way I go, I'm bound to lose. Too much love will kill you, just as sure as none at all. It'll drain the power that's in you, make it bleed and scream and crawl, and the pain will drive you crazy. You're the victim of your crime. Too much love will kill you every time. Too much love will kill you. It'll make your life a lie. Yeah, too much love will kill you, and you won't understand why. You give your life, you sell your soul, but here it comes again.
Too much love will kill you. Ooh, in the end. E chissà che cosa vi ricorda questo pezzo, Too Much Love Will Kill You. Signori, qui siamo nelle alte sfere e spesso parliamo di musica indipendente. Oggi parliamo di indipendenza all'interno della musica, di grandissime collaborazioni pur restando indipendenti. Il gruppo World Goes Round, un super gruppo pop rock anglo-americano composto da personaggi e praticamente ognuno di loro ha collaborato con leggende musicali mondiali. Non ci credete? Ve ne presento uno che basta e avanza. È con noi Frank Musker, ciao! Ciao Sami, buongiorno. Piacerissimo di trovarti, Frank. No, ma davvero, sai, noi ogni giorno mandiamo artisti indipendenti sconosciuti a livello nazionale, che però sono amatissimi nel loro territorio. Ecco, il parallelo è molto particolare, ma riguarda anche voi, perché molti di voi magari ai più non sono conosciutissimi, ma avete fatto delle collaborazioni da far venire i brividi che io non so quasi da dove partire. Allora, tu sei autore internazionale per eccellenza, 30 dischi d'oro e di platino, 80 milioni di dischi venduti nel mondo. La bravura di Frank è questa, che prima di tutto parla varie lingue, scrive in inglese, in spagnolo, in italiano, e così facendo Frank Musker ha superato i confini musicali e culturali che molto spesso si creano, quei muri anche di comunicazione che si creano tra artisti, perché se non parli bene la sua lingua, effettivamente poi molti magari non la parlano del tutto, è un casino. Frank, ho parlato troppo, adesso ci devi raccontare un attimo tu questa esperienza grandiosa che hai fatto, e in modo particolare questo pezzo è scritto da te con Brian May, Elizabeth Lemers, che ha una storia editoriale, personale, molto intensa, e qui chiaramente, l'avete capito, parliamo anche del gruppo dei Queen, signori. Frank, da dove vuoi cominciare? Ti lascio carta bianca, come si dice. Mamma mia, è quasi la metà della mia vita che stai raccontando. Sì, la devi liofilizzare in 10 minuti, sì! No, la verità è che la canzone, il gruppo è nato a Los Angeles nell'89 e stavamo a Los Angeles, avevo una casa a Laurel Canyon con uno studio, e Marty Walsh, il chitarrista, Elizabeth Lammers, la cantante, e io eravamo una parte, abbiamo deciso di fare questo gruppo World Goes Round perché avevamo tutti una carriera particolare come autori, come cantanti, come musicisti di sessions, ma alla fine avere un gruppo ti dà una certa autonomia nel senso di cosa vuoi registrare, cosa vuoi dire al pubblico. E così è nato il primo album, che è stata fatta a metà, e poi per una ragione o l'altra è stata abbandonata per 30 anni e durante il Covid, quando avevamo il lusso del tempo, abbiamo deciso di finire questo progetto solo per mettere il punto finale e dire ok, l'abbiamo fatto. Invece l'album è stato ricevuto veramente bene da tutto un pubblico nuovo di giovani che hanno creduto che i testi, i brani erano rilevanti, diciamo, alla loro vita 30 anni dopo. Adesso siamo in mezzo di fare il nostro secondo album. E in Italia questo pezzo, Too Much Love Will Kill You, è andata alla grande con Freddie Mercury, con i Queen, con Brian May. E abbiamo deciso di cantarlo noi, infatti di fare una cover version della nostra propria canzone dopo tanti anni, perché è una canzone che può essere interpretata in diversi modi. È un pezzo che si quadra molto bene nel nostro proprio repertorio, per quello. E infatti l'abbiamo cantato a Roma 10 giorni fa a un concerto al Colosseo, che è stata un'esperienza assolutamente incredibile, emozionante.
è stato veramente bene, ha ricevuto molto bene in Italia e quindi siamo gasettissimi perché sta andando alla grande in Italia. Capite ragazzi? Stiamo parlando sempre di indipendenza, artisti che nella loro indipendenza hanno avuto anche la fortuna, perché bisogna anche dirlo, comunque c'è essere al posto giusto al momento giusto, e poi chiaramente la bravura di fare collaborazioni con i più grandi. E qui chiaramente, signori, vi chiedo, visto che abbiamo tutti quanti un telefonino sotto mano, provate a cercare Frank Musker, Frank con la K, Musker con la K, lo diciamo per i bergamaschi, i napoletani, eccetera. Lo cercate, vedete che cosa salta fuori. Scoprite ad esempio che suo è ad esempio l'adattamento in inglese di Senza una donna. È vero, Frank? Certo, tutto l'album di Zucchero, che è quello che ha avuto successo all'estero, ho fatto io i testi, ma hanno cercato forse perché ero l'unico autore inglese che parlava italiano, ma è stata una collaborazione molto bella perché ha durato parecchi anni. Lui è un grande artista e abbiamo imparato molte cose l'uno dall'altro. Io certamente ho imparato molte cose da lui. E poi un autore, e poi c'è anche Paul Young, chiaramente, che salta fuori all'improvviso, che comunque fa un certo effetto a noi italiani. Era una delle prime grandi collaborazioni di Zucchero. Bravissimo lui, sì. No, ma io stato sempre, come autore, ho stato sempre un po' nel background. Marty Walsh, il chitarrista, ha suonato con il Supertramp, con Donna Summer, con Dolly Parton. Alla fine questo è il nostro progetto di cuore, diciamo, è un progetto che si fa it's a labor of love, come dicono in inglese, un lavoro d'amore, insomma. Ma la grande soddisfazione è che la gente è stata molto, molto bene ricevuta e siamo in mezzo a fare il nostro secondo album. Io sai che cosa voglio da te? Desidero ardentemente che ci tieni informati, in modo che possiamo trasmettere il primo, ma anche il secondo album, proprio perché dentro, in ognuno di voi, in ognuno dei componenti di questo gruppo, c'è la voglia di trasmettere emozioni, la voglia di incontrare gente, la voglia di fare squadra, è quella che troppo spesso manca qua in Italia, dove ancora si sta lì a guardarsi, si dice il proprio orticello, e quindi si è un po' gelosi l'uno dell'altro, eccetera. Sai, qua in Italia siamo ancora un po' campanilisti, no? E invece se ci si apre un po' di più, se ci si apre un po' di più all'intero mondo, si scopre davvero che con un po' di fortuna si fanno collaborazioni bellissime e si imparano davvero tante cose. Quindi l'appuntamento con Frank Musker dov'è? Quando ti seguiamo sui social della World Goes Around, ad esempio, in modo di scoprire quando uscirà l'album, e magari se fate anche qualche altra apparizione dal vivo, Frank. Certo, no, questo è lo scopo. Quando avremo fatto il secondo disco, sicuramente questo concerto a Roma veramente ci ha dato dei brividi, veramente un momento di una connection con il pubblico. Infatti io dirò una cosa tu sei stato un po' negativo verso il pubblico italiano, io dirò una cosa molto molto positiva, che gli italiani sono molto accoglienti. Vero. E piacciono la musica buona, non è che la musica per loro è una moda che passa. Se amano un artista, se amano una canzone, hanno tanto rispetto e tanto amore per questa persona, per una vita. Si vede nel caso di tipi come Ray Charles, con Eric Clapton, magari in Inghilterra, in America, sai, le fortune sono un po' su e giù, invece in Italia rispettano sempre gli artisti. Per noi è una gioia suonare in Italia. È minimo, assolutamente sì, ma sai qual è il problema degli italiani? È che sono costretti a volte ad ascoltare determinata musica nelle radio.
le radio propongono solo certa musica che è magari quella che paga nel senso che paga proprio, che sono gli artisti che pagano per farsi trasmettere, e quindi molti bravissimi artisti, ma anche del passato, eccetera, non trovano spazio se non minimale. Perché? Perché prima ci devono andare altri, quelli che pagano, e gli italiani a volte, sai, devono star lì ad ascoltare sempre le stesse canzoni, perché sono quelle che devono imparare, che devono scaricare, che devono comprare, mentre c'è un sottobosco bellissimo di musica che non viene presa in considerazione, capito? Ma Sami, non è soltanto un problema italiano, è un problema in tutto il mondo, perché la music business non è quello che era 20 anni fa, nel senso che c'è stato sempre questa idea della commercialità, diciamo, commerciality, ma il fatto è che gli artisti in generale, i grandi artisti, cercano sempre di avere un po' di indipendenza artistica, e per quello sono molto vi dico grazie per il vostro appoggio, perché avere una stazione che appoggia l'indipendenza è il massimo della vita, perché è molto difficile per un artista indipendente penetrare questo muro di ferro che c'è intorno alla musica, delle multinazionali, praticamente, diciamo così. Chiaro, se mai esistano ancora. Frank, qualcosa mi dice che hai ancora molto da raccontare, e allora senti, se ti va ci diamo appuntamento dopo l'estate, quando hai tempo e voglia facciamo un'altra chiacchierata telefonica e magari ascoltiamo qualche altro pezzo delle vostre produzioni del gruppo World Goes Around, ok? Con grande piacere, con grande piacere. Grazie dell'appoggio e grazie dell'amore del pubblico. Grazie. Grazie perché ci date emozioni bellissime, e con voi e sogniamo ancora la grande musica. Frere Musker, buon lavoro! Grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sì, andatelo a cercare su internet, perché questa è veramente roba buona. Gli appuntamenti da non scordare, targati Lega, e attenzione, tra pochi istanti ci colleghiamo con Bologna. Intanto però chi ci segue in diretta, mettete in calendario, mi è appena arrivata questa locandina: Lega Val d'Aosta in festa a Pontei il 2 di agosto, località Zerbio, alle ore 11. C'è una gara di go-kart, ma soprattutto alle 12:30 un'incredibile grigliata. Interverranno la senatrice Nicoletta Spelgatti, l'onorevole Alessandro Giglio Vigna. Se siete in vacanza da quelle parti o se volete prendere un po' di freschetto, 2 agosto, Pontei, località Zerbio, ore 11, la festa della Lega in Valle d'Aosta. La 29esima Lumbarfest, ci siamo quasi, dal 17 al 19 luglio, signori. Roba buona, roba incredibile da mangiare, non soltanto. E guarda un po' gli ospiti, ne ho qui qualcuno a caso, ma ce ne sono tantissimi. Venerdì 17 Alessandro Corbetta, Alessandro Vanotti. Sabato 18 luglio arriva Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Domenica 19 luglio arriva il senatore Massimiliano Romeo, dove? Alla Lumbarfest, 29esima festa della Brianza Lecchese a Imbersago, a pochi chilometri da Monza, da Milano, da Lecco, da Como, raggiungibilissimo da tutte le parti. Oggi? Sì, c'è oggi, ragazzi. Oggi, questa sera, 10 luglio, ore 19, Lignano Sabbiadoro. Arriva Anna Maria Cisint, intervistata da Mauro Mazza, già direttore del TG2, per presentare il suo libro La minaccia di Allah. E cavolo, se siete in zona, Lignano Sabbiadoro, oggi ore 19, Biblioteca del Centro Civico,
arriva Anna Maria Cisint. Roba decisamente interessante. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega li trovate anche sul sito legaonline.it, ma se mi seguite in diretta, da non perdere un bel pomeriggio sul lago. Domani, sabato 11 luglio, la 34esima festa del lag a Lezzeno, piazzale comunale sul lago, signori, dalle 19, cucina tipica con specialità fritto misto di lago. E domenica 12 pranzo, Töcemi sul tit, prenotazione obbligatoria sia sporto che tavolo, guarda che questi te li fanno al volo e quindi bisogna prenotare. Fateci un giro alla 34esima festa del lago a Lezzeno, siamo sul lago di Como. 11:51. Andiamo a Bologna, assolutamente sì. Cosa succede a Bologna? Intanto succede che c'è un nuovo segretario cittadino e lei, l'avvocato Valeria Gamberini. Ciao Valeria! Ciao Sammy, buongiorno a tutti. Piacerissimo, ci siamo incontrati a Pontida ed è sempre un piacere ritrovarci. Assolutamente. Sul Sacro Prato, e qui salutiamo i tantissimi che non vedono l'ora che arrivi settembre, intorno al 20, l'abbiamo capito, ci sarà un'altra Pontida. Intanto però c'è una nuova mission per Valeria Gamberini che riguarda proprio la zona di Bologna. Qual è la tua nuova missione? Di che cosa ti occuperai, Valeria? Allora, Sammy, sono la nuova segretaria della sezione Bologna Città, quindi è un impegno che ho assunto con gioia, con entusiasmo e con tanta voglia di fare, e che diventerà al quadrato perché noi ci avviciniamo al 2027, quando Bologna andrà a votare nuovamente per la giunta comunale, per il nuovo sindaco. Quindi sarà un impegno grandissimo, cercherò di portare i miei migliori possibilità, energia, tutto per proporre i nostri candidati, per far vedere le nostre proposte, per tante situazioni che a Bologna in questo momento mancano e la cittadinanza chiede un vero nuovo ascolto della cittadinanza. Adesso ne parliamo e diciamo Volentieri. Quali sono i record di Bologna. Ma intanto, proprio per fare squadra, a parte che salutiamo chi già la squadra la sta facendo con te, con la Lega e con i cittadini, il grandissimo Matteo Di Benedetto, il Tommaso Piazza, signori, chi è responsabile di Bologna città e quindi consigliere comunale, il consigliere regionale, ma soprattutto anche la sezione della Lega di Bologna, chi si vuole avvicinare alla Lega o chi semplicemente vuole portare i problemi di Bologna fisicamente, dove vi trova Bologna e anche sui social, cosa deve scrivere? Perché sono tantissimi bolognesi che vedono che ci sono tantissimi problemi a Bologna, ma a volte non si sa dove trovarvi, come contattarvi. Certo. Valeria. Certo. Allora, sicuramente il nostro consigliere comunale che è attivissimo, lo conoscono e hanno la possibilità tantissime persone di contattarlo attraverso già canali chat, attraverso incontri tematici che stiamo facendo in tutti i quartieri di Bologna. Io a mia volta sono anche consigliere di quartiere, del quartiere Savena, quindi mi conoscono, chi ha bisogno di me si avvicina. Chiaramente con l'inizio poi delle amministrative apriremo delle mailing list nuove indicate proprio per la questione amministrative. Saremo presenti nei banchetti in tutta la città, quindi è chiaro che la nostra visibilità andrà aumentando e la possibilità dei cittadini e dei simpatizzanti di approssimarsi a noi verrà garantita a tutti. Bene, questo è importantissimo, ma intanto avete già qualche marcia in più, ad esempio cercare Matteo Di Benedetto, che è il consigliere comunale della Lega a Bologna, e lui è uno di quelli che sui social c'è molto. Intanto però in 5 minuti ti chiedo un miracolo, Valeria, ci devi riassumere come e in che cosa si sta distinguendo Bologna in Italia
e in Europa in questo momento. Voi siete una bellissima città, ma anche la città dei record. In che cosa si fa notare Bologna in questo periodo? Facci degli esempi. Dunque, i record purtroppo al momento sono negativi, cioè se Bologna è una città bellissima e apprezzata da tutti gli italiani e da tanti stranieri che vengono a visitarla, riguarda un po' ricordi del passato, perché purtroppo da qualche anno la città è stata resa invivibile dall'apertura di questi cantieri del tram che hanno frammentato la città in due sostanzialmente, creando disagi che noi leggevamo anni fa per Firenze, per altre città, e mai avremmo pensato anche in una città medievale come Bologna di ritrovare, e più piccola, insomma, di ritrovarci questo tipo di problematica ad affrontare. Quindi il trasporto pubblico in questo momento è in una fase critica, perché gli autobus, quelli normali, sono deviati, ci sono i cantieri, sensi unici, impossibilità di parcheggiare le macchine dei privati, non sai mai quando un cantiere apre o quando un cantiere chiude, quindi è tutto lasciato veramente all'improvvisazione e al buon cuore dei bolognesi, che però adesso sono realmente stremati. Questo condito anche con quello che è successo qualche mese fa con la campagna Bologna 30, che noi abbiamo combattuto, ma non come una campagna ideologica, bensì come una campagna di buonsenso, cioè i 30 ci sono e vanno rispettati in determinate strade, in determinate situazioni di pericolo, ma qui invece è stata fatta una campagna su tutta la città, creando con pattuglie dei vigili. C'è stato il periodo in cui persone che andavano ai 40 all'ora hanno preso la prima multa, per intenderci, e quindi anche quello ha creato esasperazione veramente importante nella cittadinanza. Tutto questo in più con una situazione autobus caotica e con un aumento delle tariffe sia degli autobus che delle strisce blu per parcheggiare, perché il cittadino è costretto, vista la situazione, alle volte a dover prendere la macchina privata, perché con i cantieri e tutto non potrebbe raggiungere determinate zone della città se non con viaggi incredibili. E le strisce blu e il biglietto dell'autobus sono i più cari di Europa. Europa vuol dire che noi siamo più cari di Parigi, di Londra, di Berlino, cioè rendiamoci conto, siamo la città di Bologna, ecco. Incredibile, qua rimaniamo veramente a bocca aperta e chiaramente abbiamo pregato che non succedesse niente per la partita che c'è stata ieri tra Francia e Marocco, ma abbiamo scoperto simpaticamente che Bologna tifava Marocco, cioè hanno allestito addirittura giganteschi video monitor in tutta Bologna, è vero? Sì, diciamo in 3 zone di Bologna, con a fronte della mancata 2 anni fa circa, ormai un anno fa, un anno e qualche mese fa, quando ci fu la vittoria del Bologna. Questo è quello che ha sollevato un po' l'indignazione, al di là anche dell'ideologico, eccetera, della vittoria del Bologna contro il Milan in Coppa Italia. Si decise che non era il caso appunto di favorire un momento di aggregazione della cittadinanza per un evento atteso da 50 anni, quindi insomma sarebbe stato un momento di gioia che i cittadini si meritavano anche, tutto sommato, e questo rimarrà un po' nel repertorio delle cose non comprese da parte della cittadinanza di Bologna. E, per fortuna non ho notizie adesso dalla rassegna stampa di stanotte di questioni che hanno portato a danneggiamenti eccetera, ma è chiaro che il cittadino non ha compreso, cioè quello che non ha anche compreso è stato poi il rimpallo di responsabilità su chi ha deciso di mettere questi schermi a favore di questa trasmissione di partita, quindi uno scaricabarile che insomma fa sentire un po' il cittadino un po' preso in giro. Ecco. Lo immagino, ma ci torneremo, signori, perché su Bologna si potrebbe fare un intero pomeriggio in diretta, sì. E lo faremo. Valeria Gamberini, grazie davvero per essere stata con noi, nuovo segretario cittadino della Lega
a Bologna. Buon lavoro! Qua a Bologna tutti gli amici e simpatizzanti. Grazie Sammy.